Kane is in the building. Interview, no?
Allora, dopo quasi 3 settimane di attesa, siamo finalmente tornati a guardare lo sport che ci piace tanto, ovvero il volley. Dopo un girone d'andata che ci ha visto chiuderlo al quarto posto con 21 punti. La zona playoff è distante solo 2 punti, dove a occuparla c'è la inarrivabile Giorgione, la nostra avversaria Ostiano, e a 2 punti l'Antea Vicenza. E la zona, diciamo così, retrocessione comunque non è troppo lontana. 5 punti, è un campionato bellissimo da vivere. Probabilmente per i tifosi e chi è al cuore debole un po' di meno. Però siamo qui per commentare questo big match. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano, in provincia di Cremona, per la prima giornata del girone di ritorno, la 14ª complessiva del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Pantini Folcieri Ostiano contro la Rotblas Volano Volley. Dunque, la sformazione di Luca Parladini ci è arrivata vincendo in trasferta il match con Ripalta, mentre Ostiano, dopo essere stata per una buona parte del girone andata in testa al campionato, adesso si ritrova seconda con qualche passo falso, ma comunque abbastanza lontana da scendere dalla zona playoff. Quindi possiamo dire che Ostiano è abbastanza ancorata a questo secondo posto. Dall'altro campo invece la Rotblas, come ho detto, viene dalla vittoria di Ripalta e la vittoria contro Sondrio in casa, e dopo un buon girone, dopo una parte finale buona del girone di ritorno, siamo riusciti a issarci, scusate, al quarto posto in classifica. E ora stiamo qui a vedere cosa succederà nel corso di questa giornata. Intanto, prima di cominciare, anche se siamo nel girone di ritorno, un saluto va ai miei compagni di viaggio, ovviamente il nostro scoutman Andrea Zeni, che come di consueto alla fine di ogni set ci consegnerà il tabellino e vi potrò fare il riepilogo punti. Saluto anche il mio amico Fabrizio Sava, il nostro regista, che anche oggi è qui possiamo dire proprio a essere il mio braccio destro proprio qui. E soprattutto un saluto ad Alan Berloff, il nostro responsabile streaming, che come di consueto ci concede la sua attrezzatura per questa giornata. Allora, stanno per entrare in campo le due formazioni e lascerei un attimo il commento allo speaker di Ostiano.
12ª giornata, campionato di Serie B1, girone B. Vi ricordo che il girone, scusate il girone, volevo dirvi la prima giornata del nostro campionato era proprio contro Ostiano e avevamo perso 3-1 all'Arena Biancorossa. Quindi sicuramente da parte nostra ci sarà la voglia di, diciamo così, di riprenderci una rivincita. Allora, da parte della Rotoblast nessuna sorpresa, che schiera il sestetto tipo con Magazza e Galbero nei ruoli di schiacciatori, Carli Petruziello nel ruolo di opposto, il palleggio Laura Bortoli, le centrali sono Deval e Campagnolo e il libro ovviamente Sofia Giudice. Inizia allora la partita. Vediamo pronto Jessica Deval al servizio, il numero 2. Inizia adesso il fischio dell'arbitro Sonia Pinto, che arbitrerà come primo arbitro il match di oggi, e al secondo è Andrea Minelli. Primo attacco da parte di Ostiano viene difeso dalla nostra retroguardia biancorossa. C'è una fribolla adesso da parte concessa da Ostiano, che attacca Magazza, ma c'è il pallonetto che viene intercettato da Tognini. Prova l'attacco che non passa, si prova Galbero, però ancora Tognini evita guai. Prova l'attacco Bughignoli, però viene difeso il suo attacco. Attacca Magazza ma Murata, Lala Bortoli, Deval. Pallonetto Carli Petruziello, però c'è la difesa di Zampedri. Pallonetto tentato anche da Magri, no, scusate, da Vidi. Prova anche Galbero il pallonetto. C'è la difesa di Lala Bortoli, Campagnolo, Magazza, Murata, Francesca Magazza. Primo punto quindi della partita per Ostiano, che si porta sul 1-0. Allora la formazione invece di Ostiano schiera Patrizia Zampedri nel ruolo di libero, poi le schiacciatrici sono Bughignoli e, aspettate che guardo bene, oh, attenzione, Giudice in free ball, attenzione dall'altra parte, passa Bughignoli, ma c'è Campagnolo, muro vincente. Allora siamo su uno pari, quindi Carlotta Petruziello al servizio. Pronta Carlotta. Punto. Ace di Carlotta Petruziello, 2-1 a favore della Rotoblast. Nulla da fare per Vidi, non è riuscito ad arrivarci sulla palla. Ecco, Bughignoli e Vidi sono le due schiacciatrici. Poi Zampedri il libero dell'amico palleggiatore numero 9. Poi nei ruoli di centrale Ferolti e Chiara Frugoni. L'opposto è la numero 18 Elisa Tognini nello starting six della formazione della Fantini Folcieri Ostiano, che adesso è sul 2 pari. Vediamo il servizio dell'amico. Serve su Galbero, Lala Bortoli, lato Magazza. Murata Magazza, ce la fa Carli a evitare il punto, però ci sarà la free ball concessa ad Ostiano, che però si infrange sul nastro del proprio campo. 3-2 per la Rotoblast. Nulla da fare quindi per Alessandra Feroldi, che non è riuscita a superare la rete. Pronta Magazza ora al servizio sul 3-2. Magazza spegne in rete il suo servizio. 3 pari. Allora 3 pari. Ilaria Bughignoli al servizio. Pronta al servizio Bughignoli, che serve su nessuno, però la palla è in campo, battesata out da Galbero e si è rivelata la scelta sbagliata. 4-3, vantaggio Ostiano. Ilaria Bughignoli, che l'ha messa proprio a fondo campo, è stata la scelta vincente. Ancora Bughignoli al servizio.
e batte. Questa volta Galbero è sulla traiettoria per prendere la palla. La Carli, ribatte l'attacco. 4 pari. Ha preso il nastro. C'era arrivata Vidi, però non è riuscita a mandare la palla verso una propria compagna. Vedete Campagnolo al servizio ora. Tutto ha ricevuto Zampedri dell'amico, lato di Tognide, va a toccare le mani del muro biancorosso e si prende il quinto punto della partita. Dopo 9 azioni di gioco nel corso del primo set siamo sul 5-4. Risalta Peroldi al servizio. Battuto, ricevuto Galbero, lui dice al centro, no, va per Galbero, ci arriva Bughignoli dell'amico, lato Tognini, vincente l'attacco dell'opposto. 6-4 a favore delle bianco-azzurre di Valeria Magri, allenatrice della formazione di Ostiano. Alessandra Peroldi ancora lei al servizio sul 6-4. Battuto Magazza, Lalla Bortoli, Galbero passa al contatto, oddio anche del muro, palla resta, è in campo. 6-5 adesso il punteggio, sempre a favore di Ostiano nel corso di questo primo set. Lalla Bortoli, Vizio, Lalla serve su Buvignoli, passa subito l'attacco di Frugoni ma non passa. Oddio, che palleggio complicato per Galbero, non può arrivarci. 7-5. Servizio affidato da Zampedri e Tognini, scusate, dalla Bortoli. Galbero, Murata, ragazza forse in free ball, infatti Zampedri dell'amico prova l'attacco Vidi, c'è l'invasione di, scusate, della Rotoblast, quindi 8-5 a favore di Ostiano. Ancora Tognini, il giudice, Lalla Bortoli. Carli, passa l'attacco di Carli, non si può arrivare. Zampedri. 6-8 il punteggio a favore di Ostiano sempre. Galbero. Tutto. Vidi dell'amico subito. Lalla Bortoli, giudice. Carli passa l'attacco ma c'è la difesa dell'amico Tognini. Attacca Vidi, Murata da Deval. Jessica Deval. 7-8. Allora Galbero, pronto al servizio Galbero sul 7-8, battuto, riceve Bughignoli dell'amico, passa l'attacco di Frugoni. 9-7, quindi ora corso del set. Alessandra Vidi al servizio, serve su Galbero, la Bortoli, lato Magatta dell'amico. C'è forse il quarto tocco, no, perché sicuramente c'è stato il tocco a muro di Carlotta Petruzziello. Lunghetta e passa l'attacco di Vidi, di Bughignoli, scusate.
Andiamo. Pronta. Vivi. Galbero. La Bortoli. Carlotta Petruccello. Però viene difende il suo attacco da Tognini, ma che concederà una free ball. Che Magazza. Mamma che bella difesa di Ostiano. Però Bughignoli. Sorrisetto amaro di Valeria Magri, perché con questa tentativo di concedere una free ball comunque è andata out, tentando di metterla 10-8 quindi per la Rotoblast nel corso del primo set. De Val, la nostra capitana, al servizio. Out il servizio di De Val, quindi punto numero 11 per Ostiano. Allora al servizio c'è Chiara Frungoni che batte. Si spiega il re del suo servizio. 10 e 11-9, scusate. Pronta Carli al servizio. Carlotta. Servizio su Vidi. Zampedri. C'è la free ball. Giudice in bugger per Magazza che attacca, ma c'è la difesa di Vidi. Zampedri. Bughignoli difende. Aveva difeso Magazza. Lato che... Oh, attenzione alla Bortoli. Carlotta Petruccello dall'altra parte. Zampedri, dell'amico. Passa l'attacco ed è vincente di Peroldi. 12-9. Gaia dell'amico al servizio. Battuto. Riceve Galbero, la Bortoli. Attacca Magazza, ma c'è la difesa di Peroldi. Attacca Bughignoli, Mamura. Alla Bortoli. Punto numero 10 per la Rotoblast. Francesca Magazza il servizio. Battuto. Riceve Zampedri dell'amico. Passa l'attacco di Tognini. Siamo sul 13-10 a favore della Fantini Folciero Ostiano di Valeria Magri. Lara Bughignoli al servizio. Su la Galbero, la Bortoli. Attacca Campagnolo, ma c'è la difesa proprio di Bughignoli dell'amico. Free ball concessa da Vidi verso Magazza, la Bortoli. Ancora Campagnolo che attacca, questa volta ancora stavolta dell'amico. Tentativo d'attacco di Bughignoli su Carlotta Petruccello che fa la buona difesa. Zampedri nell'atto di Tognini, prende l'asta Emma Galbero, punto di Zampedri. Allora 14-10 a favore di Ostiano. C'è time out per Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano, nel corso del primo set di questa 14ª giornata del campionato di Serie B1 girone B. Vede la Fantini Folciero Ostiano contro la Rotoblast Volano Volley.
Al servizio va Ilaria Bughignoli nel corso di questa prima frazione. Servizio di Bughignoli. Bortoli, Campagnolo, forse andava out dell'amico. Buono l'attacco di Tognini, ma che però questa volta non riesce a dare il punto a Ostiano. E ci prova Vidi, questa volta è Vidi. Alessandra Vidi, 15-10. Ilara Bughignoli al servizio. Battuto. Riceve Giudice Galbero. Lato Magazza. Out Magazza. 16-10 per Ostiano. Magazza. Quanti punti? Vero? Ci sta mancando Magazza. Infatti stavo valutando. Infatti poi ho chiesto ad Andrea Zeni se avesse fatto punti. Magazza ancora non è nel tabellino. Galbero ci prova, ma viene difeso il suo attacco. Pallonetto di Vidi, salva Giudice. Campagnola attacca, c'è la difesa ancora dell'amico. Prova l'attacco, ma è out. Da punti già 16 adesso per forza del primo set. E Benedetta Campagnolo al servizio per Arotto Pascolano Volti. Battuto su Vidi dell'amico. Non passa, anzi passa l'attacco di Peroldi. Siamo sul 17-11. Battuto il servizio da Peroldi. Passa Galbero, ma c'è l'ottima difesa di Bughignoli. Quindi prova a chiudere l'azione, ma c'è la difesa di Giudice. E la chiude Galbero. Nostra porta sul 17-12 il punteggio. Pronta alla Bortoli al servizio. Pallonetto vincente di Tognini. Pronto il time out per Luca Pallatini, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. C'è stato un cambio, è uscita Elisa Tognini ed è entrata io non ce l'ho. Chiedo scusa. Scusate, piccola gaffe, non volevo mancare di rispetto a nessuno. Passa l'attacco di Galbero. Non ho una giocatrice in lista, quindi chiederò umilmente scusa. È entrata la numero 2 comunque, che è Baldissone.
Fatta l'attacco della Rotoplas. 14-18 adesso. Ma c'è il time out per Ostiano, sponsor. Prova Vidi ad attaccare ma c'è la difesa di Galbero. Dalla Bortoli, lato Carlotta Petruziello. Passa l'attacco ma c'è la difesa di Bughigno. Ci riprova Vidi. Difende Galbero ma non riesce ad arrivarci Giudice. 19-14 quindi. Allora c'è un cambio, entra Emma Mandò per Emma Galbero. Battuto il servizio su Magazza. Attacca Carlotta Petruziello ma c'è la difesa. Zampedri. Lato. Tacco è out. Tacco è out. Non c'è il tocco, quindi Frugoni non si prende questo punto. Su Zampedri il servizio. Attacca Bughignoli. Non riesce la difesa De Val. Servizio sul giudice. Passa Campagnolo. 16-20. Allora al servizio Carlotta Petruziello per la Rotoplas. Servizio è out. Allora Balbizzone rilascia il posto a Elisa Tognini. Tacco è out. Attenzione. Non ci provano ad attaccare. Vidi, ma c'è il murone di Lalla Bortoli. 17-22.
Attenzione, Campagnolo passa l'attacco, ma c'è la difesa dell'amico. Si prova a passare. Oh! C'è la free ball. Dalla Bortoli. Campagnolo. Palla resta lì. Tognini. Magassa. Non prova l'attacco. Oddio, che brutto palleggio questo. Bisogna sfruttarlo. Magassa. Magassa. Primo punto. Iscrive il suo taccuino, il nome sul suo taccuino. Francesca Magassa. Attacco pazza. Allora, servizio di Buchignoli su Mandò, Lalla Bortoli. Mandò attacca. Passa l'attacco di Mandò. Siamo sul 19-23. Allora, Campagnolo al servizio. Si è data una leggera murata di Deval, che se la riprende. E punto di Deval, sì. Zampedri si prende la sua responsabilità alzando la mano. Valeria Magri forse chiedeva un'invasione di Deval, però Spagnolo, Zampedri. C'è la free ball. Campagnolo non ci può arrivare. Mandò a metterla nel posto giusto. 24-20 quindi. C'è il set ball a favore di Ostiano. Intanto c'è un richiamo del secondo arbitro a Luca Parlatino. Non ho capito se è perché non era in la passerella che può concedergli. 21-24 perché c'è l'errore al servizio di Ostiano. La Bortoli. Scusa, Buchignoli dell'amico. Da Pedri. Tognini, scusate, passa all'attacco 25-21. Allora il primo set si conclude a favore di Ostiano, 25-21. Piccola pausa per i nostri sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
21. Eccoci, scusate il ritardo nel commento, però ho anche una parte di lavoro a livello social da fare, quindi alcune volte mi occupa un pochettino più di tempo. Allora siamo di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Arriva al quarto punto per la Rotoblast, si porta sul 4-1. Allora vediamo il servizio. La nostra Jessica De Val, nostra capitana al servizio. Servizio battuto. Arriva al quinto punto della Rotoblast. Servizio di De Val. Che bomba di Feroldi. 5-2 quindi per la Rotoblast. Allora Gaia dell'amico al servizio. Vediamo i punti di squadra delle due formazioni. Vediamo prima il servizio, ovviamente. Infatti adesso riceve il giudice Lala Bortoli. Magazza, non c'è il tocco. No, infatti 3-5 quindi. Allora i punti di squadra, partendo da Ostiano: 3 per Bughignoli, 2 Vidi, 2 Feroldi, 1 Frugoni e 7 Tognini. 15 punti di squadra, 10 su errore della Rotoblast. Lato Rotoblast, vediamo l'azione. Ragazzo attacca, ma c'è ancora la difesa col muro anche. Basta l'attacco di Ostiano, tocca il tetto. Attacco di Vidi vincente. 4-5. Allora i punti di squadra della Rotoblast: 2 De Val, 1 Mandò, 3 Galbero, 2 Campagnolo
1 Magazza, 4 Petrucciello, 2 Bortoli, 15 punti di squadra, 6 su errore di Ostiano. Servizio dell'amico su Galbero. Alla Bortoli. Petrucciello attacca. E c'è l'attacco vincente di Carlotta Petrucciello. E siamo 6-4 adesso. Pronta al servizio ancora la Rotoblast, spegne in rete. Pugni chiusi per Valeria Magri quando ha visto il servizio in rete di Carlotta Petrucciello. Ovviamente ci sta. È la classica un po' paura verso alcune giocatrici. Servizio di Ilaria Bughignoni su Galbero, Lala Bortoli, lato Carlotta. Si spegne sul nastro. Non c'è il tocco. Non c'è stato. No, scusate. Non c'è stato quarto tocco. Però c'è il muro vincente di Peroldi. Pronto a entrare Mandò. Ed esce Magazza. Quindi Magazza oggi prova abbastanza in colore di Magazza dopo le 2 partite in cui è stata una degna, scusate, una fortissima giocatrice tra le file biancorosse. Però una prestazione in colore ci può stare. Mandò la chiama. Attacca Galbero con lo dio del net. Lo dio del net. Ma Galbero gli spegne l'attacco, ma poi casca nella metacampo bianco-azzurra. Servizio di Mandò. C'è la free ball. Con la Bortoli, lato Galbero. Attacca Galbero. Passa l'attacco di Galbero. Siamo 8-6. Diamo il servizio. Tocca. Prova l'attacco ma non passa l'attacco. Infrazione di quarto tocco. Viene spento sul nastro l'attacco Galbero. Il servizio Alessandra Peroldi per Ostiano. Battuto su Galbero. Dalla Bortoli. Campagnolo. Non c'è il tocco a muro? No. Siamo 8 pari quindi. Alessandra Peroldi, ma prima c'è il time out di Luca Parlatini, sponsor. No, perché tanto devo collegare al computer per fare... Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo sul 8 pari nella seconda frazione di gioco tra Ostiano e Volano. Allora Alessandra Peroldi al servizio, che serve su Galbero. Poi la Bortoli, Campagnolo. Attacco passato 9-8 per la Rotoblast.
servizio di Campagnolo. Dell'amico. Passa l'attacco. Elisa Tognini. Ha firmato 9 pari. Servizio out, forse, però mandò, la prende. E Magalbero con in vantaggio. Gli dice Andrea Zeni che la palla sarebbe caduta in campo, quindi quando ha fatto bene. Allora, pronta al servizio Lalla Bortoli. E la palla è in campo. È in campo la palla. Servizio battuto. Attacco è out, sì, e niente tocca al muro. Servizio battuto dalla Bortoli. Attenzione, Lalla Bortoli. Giudice, lato Carlotta, pallonetto, bravissima Carlotta Petruzziello. 3-19. C'è il time out richiesto da Valeria Magri. Andiamo con gli sponsor. Non è più per il mio telefono in realtà. Eccoci, nuovamente in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo 13-9 a favore di Volano. Attacco, mandò Lalla Bortoli in free ball. Pallonetto, Lalla Bortoli. Giudice Carlotta Petruzziello. Zampedri. Tognini passa l'attacco. C'è la difesa di Lalla Bortoli. Giudice Carlotta Murra. Attenzione dall'altra parte. Lo zio del muro. Campagnolo difende. Ancora Carli attacca. Oh, miseria, che botta. E c'è il muro di Carli e di Deval. Che botta comunque che ho visto tra Zampedri e credo Bughignoli, scusate. 9-14, quindi il muro vincente di Deval e Lalla Bortoli. E scusate, Carlotta Petruzziello. Allora, alla Bortoli nel servizio dell'amico. Passa l'attacco, ma c'è la difesa di Giudice. Albero ha provato l'attacco, ma c'è la difesa di Zampedri dell'amico. Si riprova ancora. No, Deval. E Giudice in free ball. Tognini dell'amico. Lalla Bortoli. Giudice. Carli. È out, peccato. Peccato.
Peccato, 10-14. A livello spettacolare non è stata una bellissima azione. Tanti errori tecnici in questa azione, che poi si è concluso purtroppo con la palla out di Carlotta Petruzzello. Allora il servizio va Zampedri. Le va al Murata. La Bortoli, lato Carlotta Petruzzello, cercata tanto in questa partita. De Val riesce a difendere, comandò. Carlotta Pallonetto. Carlotta Pallonetto! Attiamo e attenzione. Siamo 15. Io pensavo che eravamo già a 15. 15-10. Ma Calvero. Dent! Avrò anche una ringhiera davanti, ma io ho visto che la linea l'ha baciata proprio la palla, quindi è nettamente in campo, perché la regola lo dice: se tocca la linea è punto. Serve ancora Calvero su Zampedri. Passa l'attacco di Chiara Frugoni. 11-16. Stavo 11-16 adesso. Pronto il servizio su Giudice. Lato Carlotta Petruzzello che passa l'attacco. Riesce ad arrivarci Bughignoli, scusate. Però c'è anche la free ball. Ne va il Murata. E c'è l'infrazione di quarto tocco. Ne va subito. Non ho capito sta reazione. Cioè, si è girato un attimo per dire a Lalla, stai tranquillo, non è successo niente, errore mio. Poi si gira dicendo che è quarto tocco. Strana lezione. Dalla Bortoli. Andò. Prova l'attacco. E Beroldi. Mandò. Out l'attacco di Mandò. Allora 13-16 adesso. Ancora il servizio. Chiara Frugoni. Battuto. Andò. La Bortoli. Carlotta Murata. Carlotta. Allora 14-16. Allora ancora Frugoni al servizio. In rete il servizio di Frugoni. Al servizio la Rotobat con Jessica De Val. Dell'amico. Bell'attacco di Peroldi. Intanto Giorgione facile 3-0 contro Sondrio, però dai, era abbastanza saputo. Giudice ha ricevuto il servizio, andò, attacca, out. 16-17 ora. Forse rientra Magassa adesso, direi. Esatto, per Ostiano.
Gaia dell'amico al servizio. Riceve Galbero. Lalla Bortoli. Lato Carlotta Petruzziello. Mani out di Carlotta Petruzziello. Siamo 18-16 adesso. C'è Lalla Bortoli che chiede la rotazione. E poi dovrebbe entrare Sesenna. Probabilmente per Carlotta Petruzziello. Ok, c'è il cambio. Carlotta Petruzziello per Chiara Sesenna. (18 a 16). Allora siamo nella seconda frazione di questa 14ª giornata. E c'è il punto della Rotterdam sull'errore al palleggio di Gaia dell'amico. 19 a 16 allora. Sedenna, niente da fare. 17 a 19. L'area Bughignoli. Bughignoli al servizio. Dice Magatta. La Bortoli, lato Magatta che prova ad attaccare. Fatto l'attacco di Magatta. 20 a 17. Servizio di Magatta out. 18 a 20. Alessandra Feroldi al servizio. Giudice. Alla Bortoli, Galbero. Difendo. Attenzione, si è fatta male, credo, Tognini. Vediamo. Non ho capito. C'è Galbero che si è messo una mano sul cuore. Probabilmente ceduto il ginocchio, mi sa. Perché però mi dà, anzi caviglia. Perché prima si stava tenendo il ginocchio, però sono andati subito col ghiaccio spray sulla caviglia. Però non la tirano su in braccio. Proprio brutto colpo. Ovviamente l'applauso di tutta la palestra per Elisa Tognini, che al momento era la top score della squadra. Quindi entra al Valdissone al posto della infortunata Elisa Tognini. Deve essersi girata la caviglia in questa caduta. Però perché ho visto subito che è rimasto un attimo a schiena verso il tetto. Poi dopo subito si è sdraiata a terra per ricevere la cura medica. Un duro colpo per Ostiano questo potrebbe essere, visto che almeno nel primo set Tognini era la top score. Mi credo che lo era anche tuttora, no? Andrea, no? Esatto, era tuttora la top score della partita. Quindi si chiude qui con grande probabilità la partita di Elisa Tognini, che sta subito prestando le cure mediche. Ovviamente il secondo arbitro dovrà segnare nel referto elettronico da parte dell'arbitro segnapunti di Ostiano la venuta dell'infortunio. Alessandra Feroldi allora al servizio. Si ricomincia a giocare dopo questo brutto spavento. Servizio battuto. Sofia Giudice. Lalla Bortoli. Pazza Galbero.
Attacca ed è vincente. Quindi caldo, forse. Eh? Quando... Sì, infatti io ho detto probabilmente potrebbe essere finita, però è che però potrebbe essere come l'anno scorso è successo a Carlotta Petruzziello, che sembrava una scavigliata serissima e poi dopo neanche tre quarti di set era già ritornata in campo. Campagnolo, staremo a vedere. C'è il muro di Lalla Bortoli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Galvero passa l'attacco, ma c'è Bughignoni a difendere. E passa l'attacco di contro il servizio di Feroldi. Ha ricevuto il giudice. Attacca Galbero, impallonetti. C'è la difesa di Feroldi, ma c'è anche la free ball che però è un po' lunga. E c'è l'invasione. Sì, l'invasione della di Ostiano. Molte proteste da parte di Ostiano. E infatti ti chiedevo, ci stava la protesta? Infatti era quella la domanda, perché io non ho guardato le giocatrici di volano. Allora c'è il time out per Valeria Magri, sponsor. Comunque 3-0 dell'Leverkusen sul Bayern Monaco, che però anche il Real ne ha fatti 4 al girone, 4-0. Vabbè dai, ci sta dopo tutto, non può sempre essere una favola sempre dentro il fine. Di nuovo in diretta alla palestra comunale di Ostiano. Allora 19-23, alla Bortoli che va al centro per Magazza che attacca. E c'è l'appunto di Francesca Magazza. 24-19. Allora siamo al set ball per la Rotoblast adesso. Pronta Bortoli. Zampedri. L'attacco di Feroldi che non è andato a buon fine. Giudice Sedenna out. Sedenna out. 20-24. Allora Alessandra Vidi al servizio nel corso di in questo finale di secondo set. E battuto. Riceve Galvero, Lalla Bortoli. Galvero attacca e si prende il 25esimo punto. 25-20 per la Rotoblast. Allora andiamo con gli sponsor e ritorniamo per l'inizio del terzo set.
Out, out. Allora, scusate, ennesimo ritardissimo, però il dovere chiama certe volte. Di nuovo in diretta, più o meno in diretta, più o meno ritorniamo in diretta, in realtà riapriamo il microfono. Allora, 25-21 il primo set, 20-25 il secondo, uno pari nel corso di questa partita. Allora, prima nota, possiamo dire positiva a livello di Ostiana, che Zampedri già, scusate, Tognini è già di nuovo in campo. Quindi sistemata la fasciatura alla caviglia, che almeno l'ha rimessa in sesto. Carli ha provato l'attacco, ma c'è stata la difesa di Bughignoni. Attacca Tognini. Eccola qua Tognini. 3-2. Allora, l'epilogo dei punti di squadra: 4 per Bughignoni, 4 Vigli, 5 Feroldi, 2 Frugoni, 9 Tognini. 24 punti di squadra, 21 su errore della Rotula dopo due tentativi, dopo 2 set di gioco. C'è il muro vincente di Galbero, nulla da fare per Vidi. Allora, lato Rotoblast invece. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 35 i punti di squadra della Rotoblast, 11 su errore di Ostiano. No, scusate. Sì, 11 su errore di Ostiano. Gatta e punto vincente. Quattro a 3. Lotta l'attacco, ma non c'è il punto, perché la Labortoli ha fatto una gran difesa. Vidi Sofia Giudice. Giudice Emma Galbero. Cinque a 3 allora. Pronta, vero? Da Galbero. Zampedri passa l'attacco, ma c'è la difesa. Oddio, che attacco bruttissimo di Magazza.
La palla era veramente più che un attacco, sembrava proprio un proiettile dritto verso il muro, proprio perché è andata dritta per dritta, non si è proprio abbassata. 4-6 quindi sempre per Volano. Servizio di Vidi su Galbero, Lalla Bortoli. Magassa ci prova, ma c'è la difesa di Tognini. Attacca e passa l'attacco di Chiara Frugoni. Alessandra Vidi al servizio. Ha ricevuto Galbero. Carlotta Petrozielli. Dan Pedri. Dell'amico al centro. Vidi. Galbero. La difesa. La Bortoli. Prova attacco Magazza, ma c'è la difesa di Vidi. Prova Tognini. Ancora Galbero. E passa Carli. Allora, 7-5 nel corso del terzo set. Attenzione. Attenzione. C'è richiamo. Richiamo a Luca Parlatini, credo sul lato. Credo per il fatto che forse era troppo vicino al campo di gioco, forse, a dare le indicazioni. Al sfiorare le ventole del tetto. Ora c'è la free ball. No, la Bortoli. Carli Murata. Galbero un po' in difficoltà nella ricezione. Passa l'attacco di Magazza. 8-5 Francesca Magazza. Battuto dell'amico. Palla out di Bughignoli. E un brutto rumore alla palla. Oddio del net per poco. Dell'amico evita i guai. Però è auto l'attacco di Tognini. 10-5 quindi. Un 9-5. 10-5 infatti. Deval al servizio. Ma c'è il time out di Magri. Sponsor. Della Trentino, del Trento Calcio. Fatto da uno? Sì. Servizio di Deval. Oh! Ha toccato i tubi della ventilazione. Chiara Frugoni al servizio. Tutto è out di Frugoni. 16.
Dalla Bortoli. Oddio, che super muro di Peroldi. Super muro. Sette a 11. Gaia dall'amico al servizio. Della Bortoli. Pallonetto tentato da Campagnolo. Non ci può arrivare Carli Petrucciello sull'attacco di Tognini. 8 a 11. È out il servizio di Gaia dell'amico. Non ho capito sta reazione delle nostre ragazze. Hanno fatto tutti un saltello in simultanea e... Francesca Magatta. È out il servizio di Magatta. Un altro errore. Pronto Bughignoli su Emma Galbero, Lala Bortoli. Emma attacca ma c'è la difesa dell'amico. Pedri, Gidi in campo la parodia anche del muro. 10 a 12. Servizio giudice. Spegne sulla rete l'attacco di Carlotta Petrucciello. 11 a 12. Si rifà sotto Stiano in questo frangente. Lara Bughignoli al servizio. Ace. Torna alla parità alla palestra comunale in questo terzo set. 12 pari. L'area Bughignoli, forse time out che arriva adesso. Sponsor. Alla Bortoli. Spagnolo. Fatta l'attacco. Dietro battito da Campagnolo. Attacco è in... Palla in campo. 13 pari. Allora
Alessandra Feroldi. Out. 14-13. Andrea, questa era out. Prima era dentro. Sì, però ti dico che era dentro anche qui. No, la prima era dentro però. Allora, 14-13. Lalla Bortoli aveva battuto il servizio. Vidi, difesa di Magasa anche con lo zio del Carli. Murata out. 15-13. Conta il servizio Lalla Bortoli. Vidi dell'amico Tognoni. È passato l'attacco di Tognoni. Una bomba. A 14-15 allora. C'è un cambio. Ma Viola Pedretti prende il posto di Elisa Tognini. Opposto per opposto. Ha chiesto il cambio perché vedo che si sta facendo ancora mettere il ghiaccio spray sulla caviglia. Quindi probabilmente ha bisogno di un attimo di cura. È stato l'attacco, ma c'è la difesa di Lalla Bortoli. Carli. Coltoso questo attacco. Passa l'attacco di Viti. 15 pari. Alessandra Viti è la nuova Diego Benito. Allora, sempre lui, no? Allora, 15 pari. Battuto il servizio di Viola Pedretti su Galbero che attacca. Oh, che brutta pallonata. Danno il punto a dato credo il punto. Mandato il punto mi sa. Credo. Allora presi una pallonata dritta in faccia. Però direi che il punto è stato dato alla Rotoblast. Però c'è stata, ancora prima che la palla cadesse in campo, però è entrata in campo l'allenatrice, però. Non so se questo a termini di regolamento è tipo un'invasione. No, però lei era entrata abbastanza prima che la palla cadesse a terra, però. Per chiamare l'attenzione dell'arbitro. Allora, vediamo se. Allora, è 16-15 intanto il punteggio. Vediamo se però confermano il punto, se darà la doppia. Tanto credo che. Allora chiedono la rotazione intanto. Infatti mi sono permesso di chiedere questo perché è la prima volta che assisto a un allenatore che entra sul terreno di gioco prima ancora che la palla toccasse il terreno di gioco. Allora il punto è confermato, quindi la Rotoblast va sul 16-15 nonostante questa brutta pallonata che ha ricevuto la giocatrice Lustiano. Allora Galbero al servizio, riceve Vidi dell'amico, passa l'attacco di Furgoni in mezzo alle mani del muro, ma c'è la difesa e arriva Carl. C'è ancora la difesa stavolta di Ostiano. Ortoli, Carlotta, c'è la difesa dell'amico Deval. Per poco è out. Sarebbe stato un gran muro di Deval questo. Al campo purtroppo è finito. 16 pari.
Oh, la giudice. Oddio, esatto. Passa l'attacco. 17-16. È stato l'attacco di Bughignoli. Servizio battuto da Vidi. Petrucciello riprende la parità. Carli Petrucciello 17 pari. Pronto a rientrare Tognini al posto di Viola Pedretti. Jessica De Val, il servizio. Tutto. Tensione, ha ricevuto e difeso la Bortoli De Val. Carli. C'è la free ball. Cenni di protesta da parte del pubblico. Carli! Carli! Adesso chiamano gran voce la fischiata contro De Val. Allora, vantaggio Rotopla 18-17. De Val. Zampedri. Vidi. Ci arriva per poco De Val. 18 pari. Allora, lato Ostiano si sta scaldando tanto l'atmosfera. La Rotopla deve stare attenta a non cascare in questo tranello. Perché io vedo nella formazione di Ostiano tanto nervosismo adesso. Servizio. Bisogna sfruttarlo al meglio. Campagnolo, c'è la difesa. Oplala. Tognini in free ball. La Bortoli scatta. Opla. La Bortoli in bugger. Passa al muro. La difesa di la Bortoli. Ragazza non ci poteva arrivare qua. Passa l'attacco. Vantaggio. Questo è un punto che fa abbastanza male alla Rotopla. Forse Luca chiamerà il timeout. Vediamo. Ok. Servizio. Magazza, la Bortoli. Magazza. A due mani. La Bortoli. Giudice. Oh! Durata Carli Petrucciello. C'è il time out per Luca Pallatini, sponsor. Invece di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano.
Allora 20-18 a favore di Ostiano, che adesso, stato il momento di nervosismo, adesso sembra aver preso una consapevolezza ottimale e ha 2 punti di vantaggio. Magazza prende le mani di Gaia dell'amico. Si prende il 19° punto. C'è un cambio. Chiara Tesenna per Carlotta Petrucciello. Chiara Tesenna. Tesenna ha ripreso l'attacco di Tognini. Magazza 20 pari. Chiara Tesenna al servizio. Passa l'attacco. Superoldi 21-20. Allora rientra Carlotta. Rientra Carlotta Petrucciello per Chiara Tesenna. 21-20 allora. Servizio Gaia dell'amico. 2 sulla palla, pericoloso. Pallonetto. Campagnolo, l'Allaborto. C'è il muro. Ma c'è anche Zampedri che evita guai. Un altro muro Campagnolo questa volta, ma c'è ancora la super difesa di Vidi questa volta. C'è la free ball di Tognini per la Emma Galbero. La Bortoli, Campagnolo. Benedetta Campagnolo. 21 pari. Andò. Adesso è costretta al cambio. Luca ha provato a fermare Mandò. Secondo l'arbitro ha chiamato il cambio. Magazza quindi lascia il posto a Emma Mandò. Mandò allora. Brutta al servizio. E il muro! Campagnolo! 22-21. Emma Mandò. Zampedri. Fatta l'attacco, ma c'è la difesa di Petrucciello. Galbero! Oh. Emma Galbero! Fucilata di Emma Galbero. Di 3-21. Time out sponsor. Passione per la squadra che ti fa, capito? Di nuovo in diretta, Arena Arena Biancorossa. Ecco, a proposito dell'Arena Biancorossa, in realtà siamo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano.
Vi ricordo che sabato prossimo ci sarà la 15ª giornata contro l'Enel con Fimi Crema e sarà... Ci sarà il match con Crema all'Arena Biancorossa. Pronto il servizio ancora di Mandò. 24-21. Palla 7 per la Rotoblas. Che serve. È auto questa volta il servizio. 22-24 adesso. Al servizio dovrebbe andare Frugoni. Ah no, Brughignoli, scusate. Mandò riceve, Bortoli. Campagnolo! Benedetta Campagnolo, 22-25. 2-1 per la Rotoblast. Allora andiamo con gli sponsor e ci ritroviamo all'inizio di questo quarto set che sarà davvero al cardiopalma.
Eccoci puntuali proprio all'inizio, appena sta per battere la prima battuta. De Val, punto vincente, 1-0. Allora di nuovo in diretta dalla palestra comunale di dicevo 1-0 per la pronto il servizio di Galbero. Pallonetto tentato su Carlotta. Magazza 2-0. Allora il riepilogo i punti di squadra, partendo da Ostiano. 9 punti per Bughignoli, 7 Vidi, 8 Feroldi, 1 Dell'Amico, 3 Frugoni, 13 Tognini, 41 punti di squadra, 26 su errori della Rotoclass. Oh la 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 la. C'è il salvataggio di giudice. Prova Tognini, Murat. No, scusate, Vidi era. Adesso Tognini. Murat da Magazza! Francesco Magazza, 3-0. I punti di squadra della Rotoplas: 4 De Val, 2 Mandò, 14 Galbero, 7 Campagnolo, 8 Magazza, 14 Petrustiello, 5 Lalla Bortoli. 54 punti di squadra, 17 su errori di Ostiano. Magazza prova l'attacco, non c'è la difesa di Bughignoli. Fatto l'attacco di Vidi, ma c'è la difesa credo di giudice. Petrustiello, Murata. Alessandra Vidi si prende il primo punto del set, 3-1 per Ostiano. Conta il servizio Dell'Amico era? L'ho visto bene? Ah no, Dell'Amico era in bug. Muro di De Val! Jessica De Val! The Wall! Pensare Andrea che per me Jessica De Val era il suo cognome e The Wall è nato un po' come uno scherzo quando facevi i muri, però a livello tifosi però quando è il momento dei muri lo dicono The Wall. Quindi è nato per gioco 4 stagioni nel 2019-2020, però dopo esatto e io in telecronaca lo porto sempre. 4-1 murone di Jessica De Val. De Val servizio. Ace! Allora 5-1 per la Rotoplas. Ancora Jessie al servizio. Al servizio Jessica De Val. Tutto su Vidi. Prova Bughignoni e arriva al punto di Bughignoni. È strano. Se per raddrizzare intende di tenerlo più al centro. Contro il servizio di la palla è out. Servizio out di Alessandra Vidi. 6-2. Volata Petrustiello. E ci prova Carli, niente da fare.
Palla porta. Arli! Aspetta, 3 Carlotta Petruzziello. Ragazza. Passa l'attacco di Elisa Tognini. 4-7. Ilara Bughignoli al servizio. Battuto. Riceve Giudice. Alla Bortoli. E c'è il tocco? Sì, c'è il tocco. C'è il tocco. Incredibile che l'unica che non l'ha vista è proprio stata l'allenatrice. Che anche il suo vice era già lì che glielo... Ah sì? Ah no, perché continuiamo a chiamarla. Dico. Allora. Sì, in effetti sono io che mi sono fatto una paranoia strana. Campagnolo. Out. Brutto il servizio di Campagnolo. 8-5 allora. Alessandra Feroldi al servizio. Battuto. Giudice. Però anche del muro. Ostiano passa con l'attacco di Vidi. Ragazza. Bortoli. Carli. Out. 7-8. Time out per Luca Parlatini, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo sul 7-8 per la Rotoblas nel corso di questo quarto set. Vediamo Feroldi al servizio. Magassa riceve invasione di Lala Bortole, che infatti sorriso beffardo, che ovviamente vale la parità questa infrazione di Lala Bortoli. 8 pari. Vediamo servizio out. Servizio di Feroldi out. 9-8 per la Rotoblas. È out. È out. De Ball. Prima era out. Appena visto che ha dato il punto allora fatto risultata. Non so se allora l'aveva toccata, però non lo so,
Muro di Petruziello. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Alla bordo del servizio dell'amico. Tognini passa l'attacco. C'è il punto. Pronta Calvero. Ricevuto Vidi. Va anche ad attaccare. Anzi Feroldi era. Oh, la 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 la. Pagazza. 8. Petruziello. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Avrebbero già segnato, saranno 2. Ma penso che abbia fatto Luca il primo e dopo lei. No, chiedeva se era il secondo che faceva Ostiano. Io penso che invece è giusto uno. Prima l'ha fatto Luca e dopo l'ha fatto lei adesso. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo su 13-9 a favore di Volano nel corso di questa quarta frazione. Servizio di Calvero subito. Salvataggio di Lalla Bortoli. All'oletto. Oh mamma mia. Doppio salvataggio per il rotto della cuffia. E poi arriva Gaia Gaia dell'amico proprio. Che ha attaccato lei. Prima Lalla Bortoli e dopo Patrizia Zampedri a salvarla per il rotto del pavimento, diciamola così, per il rotto della cuffia. Vediamo il servizio. Ragazza, Lalla Bortoli. Carli. Lato. È out. Out. Niente tocca muro. 14-10 allora. A favore della Rotoblat. C'è un cambio. Allora entra la numero 11 Valeria Sbaraini. E fuori Alessandra Vidi. L'atta. 11-10. Vertica De Val. San Pedri dell'amico.
Out. Attacco di Bughignoli. 16-10. Attenzione. Bughignoli, sì, che esce. Ed entra Baldissone. Quindi 16-10. Si è provato la Bortoli, non ci è arrivata per poco. All out. Luca Parratini chiama il suo secondo timeout. Sponsor. No, che così. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di... sì, arena biancorosa Pardo Ciuffo. Dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo 16-12 a favore di Volano. Alla Bortoli, Carlotta Petruzziello, Colmani del muro. Si riprova Ostiano, ma viene murata da Benedetta Campagnolo. Emma Galvero col gesto tipico di Elena Pierobon. Cambio Carlotta Petruzziello per Chiara Sesenna. E andrà lei al servizio. Ah, ma è che io alcune volte dico prima, o alcune volte dico chi esce o chi entra, però dico Carlotta Petruzziello al posto di Sesenna, ho detto infatti. Sesenna, battuto dell'amico al centro, ci prova Sbaraini, prova Campagnolo, c'è la difesa proprio di Sbaraini, ma ancora Giudice a difendere, Lala Bortoli, da pallonetto c'è la difesa di Tognini, alza l'attacco ma c'è Galvero, Lala Bortoli, out l'attacco di Magazza. 17-13. Gaia dell'amico al servizio. Battuto su Magassa, Lala Bortoli, Campagnolo, oddio, povero arbitro. Per poco non si prendeva una pallonata in faccia. Mani out. E dico infatti ho avuto un bel riflesso l'arbitro a spostarsi. Allora 18-13. Magazza lascia il posto a Emma Mandò. Pronta Mandò. Batte. Sfiorare la linea. Scusate la linea. Sfiorare la rete. E out l'attacco di Ostiano. 19-13. Attenzione, ci sono dei cambi per Ostiano. Rientra. Allora rientra Vidi e Bughignoli.
ed escono Baldissone e Valeria Sbaraini. O Sbaraini. Mandò. Servizio battuto. Attacco di Tognini. 14-19. Ilaria Bughignoli al servizio. Battuto. Galbero, la Labortoli. Galbero. Emma Galbero! Pronta Campagnolo al servizio. Zampedri. Passa l'attacco. Sesenna! Difeso. Galbero. Si spegne sul nastro. Però non gli si è volata una bestemmia a Emma Galbero perché ha fatto veramente una parolaccia urlata forse. Cambio. Maddalena Micheletto entra per Alessandra Feroldi, la sorellina diciamo della Francesca. Esatto. Vabbè, contando che Riccardo Micheletto ne ha sfornati di figli, credo ne abbia 5. Mi sa anche a me. Quando ho detto che sia la sorellina, ho detto non credo. Micheletto al servizio. Oh, con l'ausilio del net De Val. Portoli. Galbero da ferma. Pallonetto. Giudice. Portoli. Galbero. Con l'ausilio del muro però c'è la difesa. Provato la murata Volano ma non riesce. Out. È out l'attacco di Tognini. 21-15 allora. Pronto il time out sponsor. Vabbè, palestinetto del ghiaccio è freddo, no? Però deve stare sempre con la freddo. Esatto. Di nuovo in diretta dalla palestra comunale di Ostiano. Siamo 21-15 a favore di Volano nel corso di questo quarto set. Va la Bortoli. Ricevuto Bughignoli. Tognini, Moro, out. Mani out di Galbero. Qualche problema? No, dicevo che la palla dentro. Elisa Tognini al servizio. Battuto. Giudice, Lalla Bortoli. Sedenna. C'è la difesa di Bughignoli dell'amico però. Devo fare una mega corsa per arrivarci. Giudice con la free ball. Ancora Sedenna. Mani out. Sedenna. C'è un cambio. Rientra Francesca Magazza per Emma Mandò.
Attenzione Neval! Allora 23-16. Allora al servizio Emma Galvero. Non volevo dirlo all'inizio del quarto set. Ho detto che io ho detto tra me e me che questo set, vincerlo così, avremmo vinto la partita. Ecco, detto fatto. Pronto al servizio Ostiano. C'è ancora un altro match ball per la Rotoblas. Giudice Bortoli. Magatta. Da 3-1 perso a 3-1 vinto. 25-17. La Rotoblas volando molli batte Ostiano 3-1. E iniziamo il girone di ritorno con una grande vittoria. Mamma mia, che grande gara. Allora, direi che possiamo concludere qua con il saluto delle ragazze sotto rete, la nostra diretta. Un saluto a Nanellateni, il nostro scoutman, mago delle statistiche. Grazie Fabrizio Sava, il nostro regista. Grazie a Lamberloffa per l'assistenza. Da Lorenzo Minacapelli è tutto. Ci rivediamo sabato prossimo a Volano per il match contro l'Enner Confimi Crema, prima della sosta dovuta al turno di riposo. Buonanotte a tutti.